Almanacco di bellezza. I misteri dell'almanacco con Piero Maranghi e Leonardo Piccinini. 10 storie oscure, 10 segreti da scoprire, 10 casi di cronaca irrisolti. Sono i misteri tratti dall'Almanacco di bellezza, la rubrica quotidiana disponibile sui canali di Intesa San Paolo On Air. Buon ascolto! Nel 1974, una serie di spaventosi incidenti ha ispirato la fantasia dei media. Che cosa volete farmi? Togliti le bende. Ora, 14 anni più tardi, la sua storia sta per essere raccontata. Benvenuta. Ora sei una combattente della guerriglia dell'esercito di liberazione simbionese. La vera storia di Patricia Hearst. Leonardo, questo contributo per parlare di uno dei casi più famosi e anche un po' sinistri di sindrome di Stoccolma. Allora, innanzitutto la sindrome di Stoccolma nasce un anno prima. Un anno prima, esatto, perché qui siamo al 4 febbraio del 1974. Cos'era successo un anno prima? Nel 73 c'era stata una rapina e un sequestro a Stoccolma e i rapiti avevano avuto nei confronti dei rapitori un sentimento di gratitudine e avevano quasi più paura della polizia che avrebbe dovuto liberarli che dei loro carcerieri. Fantastico, erano dei rapitori gentili. I rapitori gentili, sì. Questi erano meno gentili. Erano meno gentili e il caso fece veramente il giro del mondo, colpì tantissimo. Di che cosa stiamo parlando? Del rapimento di Patricia Hearst. Patricia E il nome Hearst vuol dire tanto. Vuol dire tantissimo. Hearst è un personaggio che ispirò anche Quarto Potere, tra le altre William cose. Randolph Hearst, insieme a Hughes, che abbiamo visto nelle scorse settimane, era un magnate della stampa e non solo, che costruì a San Simeon, a metà strada tra Los Angeles e San Francisco, il favoloso Hearst Castle. Questo Hearst Castle, stiamo parlando del più grandioso complesso mai fatto realizzare da un privato cittadino, con un castello, 30 anni, dal 1920 al 1950. Dove un personaggio discusso, emblematico. Però tutti andavano lì, Chaplin, Winston Churchill, ma c'è il racconto Clark Gable, di un omicidio sulla barca, tra l'altro. Sì. Sembra che abbia ucciso un ospite sul suo panfilo, mentre tra gli altri mi sembra ci fosse Chaplin sulla barca. Sì. Cioè era uno che menava le danze. Sì. Allora, la nipote Patricia viene rapita il 4 febbraio del 1974. Da chi? Viene rapita dall'esercito di liberazione simbionese. Non ha avuto lunga fortuna. Siamo ai matti. Era un gruppo che invocava una rivoluzione dei poveri e dei diseredati, dichiarando guerra a chi aveva uno status sociale elevato, ma soprattutto molto denaro. L'ereditiera aveva 19 anni, era da poco andata a vivere da sola e quella sera si trovava nel suo appartamento con il fidanzato, quando intorno alle 9 in questo momento romantico viene interrotto, bussano alla porta, l'aggrediscono 2 uomini armati e una donna. Dopo aver picchiato e immobilizzato il povero fidanzato, poverino, i 3 se la portano via e i rapitori incominciano a farsi sentire con la famiglia della giovane attraverso delle lettere che vengono recapitate 3 giorni dopo. Definiscono Patricia una prigioniera di guerra e chiedono un riscatto di 400 milioni di dollari. Praticamente una manovra finanziaria che doveva essere questi 400 milioni di dollari da redistribuire ai più bisognosi. Quindi diciamo era un gruppo di ispirazione marxista rivoluzionario. I genitori di Patricia dopo 10 giorni versano 2 milioni di dollari a un programma di distribuzione di aiuti e altri 4 milioni qualche giorno dopo. Però il 3 aprile ricevono una cassetta registrata in cui la figlia annuncia l'adesione al gruppo con il nome di battaglia Tania. E non vogliamo sapere gli improperi che in quello che... Lei scrive nella lettera, pensa ai genitori: mi è stata data la possibilità di essere rilasciata in una zona sicura o di unirmi alle forze dell'esercito di liberazione simbionese. Sembra un nome da film di Woody Allen, l'esercito di liberazione simbionese. E lei dice: per la libertà mia e di tutti i popoli oppressi
ho scelto di restare e di lottare. Sappiamo che lei inizialmente era stata tenuta bendata in strettissimo isolamento in una piccola stanza e aveva anche subito diverse violenze, anche sessuali, e veniva costantemente minacciata di morte. È una storiaccia terribile questa, sì, veramente terribile. È descritta in un film abbastanza modesto del 1988 di Paul Schrader. È una storia figlia di quegli anni, dove in California si poteva fare quello che si voleva, di grande libertà. Tu pensa che pochi anni prima c'era stato il caso di Manson, ad esempio, no? Fuori di testa avevano libero accesso facilmente a queste case di grande borghesia, e vendette, omicidi erano all'ordine del giorno. Tra l'altro lei dalle parole passa subito ai fatti. Pensate il clamore mediatico e lo sgomento della famiglia quando pochi mesi dopo una telecamera di sorveglianza durante una rapina in una banca filma proprio Patricia con un mitra in mano, perché lei è protagonista appunto di questo atto criminoso. Non finisce qua, perché qualche settimana dopo ci prende gusto e incomincia a aprire il fuoco, cioè spara per difendere 2 militanti che stavano per essere arrestati. Verrà arrestata? Sì, loro si rifugiano in un motel, lei viene arrestata insieme a loro due quasi un anno dopo, siamo al 18 settembre del 1975, si dichiara prigioniera politica e la sua prigionia dura 591 giorni, poco meno di 2 anni. Good evening. Patty Hearst has been taken into custody. The FBI says Patty Hearst was picked up today in San Francisco. The Hearst newspaper heiress has been missing for 19 months. First, she was kidnapped. Then she announced that she had joined ranks with her kidnappers, members of the Symbionese Liberation Army. Questo era il servizio del telegiornale il giorno dell'arresto. Lei aveva perso decine di chili, era magrissima e addirittura i periti... Questo è molto americano, sì, il dettaglio, il cioè, quoziente di intelligenza, che sembra che debba entrare a Yale. Fosse precipitato da 130 a 122. Ma no, il quoziente di intelligenza, chi lo misura? No, veramente, dai. Sì, qual è il quoziente di intelligenza di Di Maio, ministro degli esteri? Già ministro degli esteri. Perché rischiamo di trovarcelo qualcosa... No, non lo so, guarda, senti. Comunque la descrissero come una zombie e lei al processo si difese con l'alibi del lavaggio del cervello. Diciamo più gli avvocati la difesero con questo alibi. Sì, che lei stessa secondo me non era... No, ecco, la difesa ebbe buon gioco perché le minacce di morte, lo stupro e le violenze subite dai militari sì, erano indiscutibili. Erano indiscutibili. Tra l'altro mostrarono il video della rapina dove si vedeva uno del gruppo minacciarla con la pistola. Però l'opinione pubblica americana non credeva a questa teoria. E quindi... Vox Populi. Certo, la condanna è una condanna pesantissima. Pesantissima. Parliamo di 35 anni di carcere, 25 per la rapina e 10 per l'uso di armi da fuoco. Nel 1979, quindi dopo 22 mesi di prigione, il presidente degli Stati Uniti, qui la legge non è uguale per tutti, ma manco per idea, no. Jimmy Carter commutò la sua pena in modo che non dovesse più scontarla in carcere. Qualche anno dopo, pensate, Ronald Reagan le concesse l'indulto, mentre nel 2001 Bill Clinton le garantì il perdono completo. Cioè, e le hanno anche dato una medaglia. Crediamo che insomma, i finanziamenti alle campagne elettorali di questi 3 presidenti non abbiano avuto dalla California consistenti... Lei si sposò con la sua guardia del corpo, ebbe 2 figlie e ha pubblicato anche nell'82 un'autobiografia in cui racconta tutta la vicenda. Soi disant. Ha fatto anche l'attrice, lo sapevi? No, mi mancava. Con un discreto successo, sì. Sono stati scritti libri, fatti film. Però è una vicenda che è ancora molto misteriosa. Non è stata scritta la parola fine. Diciamo, poi si è voluto anche forse non parlarne più. Sì. Tutte le puntate di Almanacco di Bellezza sono disponibili in podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast di Intesa San Paolo. Vi aspettiamo all'Almanacco di Bellezza!